ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Incidente stradale a Paternò in provincia di Catania, il bilancio è di una donna ferita. Il sinistro si è verificato in mattinata il 24 ottobre e ha coinvolto due automobili, una delle quali sarebbe fuggita via. Sul posto sono giunte due ambulanze, una del 118 e un'altra di eccedenza, per soccorrere la malcapitata e trasportarla al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. Incidente sul lavoro a Comiso in provincia di Ragusa ed esattamente all'interno del mercato ortofrutticolo in contrada Mendolilla. Un uomo di circa 50 anni è caduto da un tetto di un capannone compiendo un volo di diversi metri. Dopo una prima valutazione i medici hanno richiesto l'intervento da parte dell'elisoccorso e il ferito è stato trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania in codice rosso. Con un team composto da psicologi e mediatori interculturali, Medici Senza Frontiere sta offrendo da sabato assistenza psicologica ai sopravvissuti delle ultime 3 distinte tragedie nel Mediterraneo, in cui hanno perso la vita 2 bambini e una neonata, mentre altre 4 persone risultano essere disperse. Manifestazione contro il caro energia questa mattina davanti alla prefettura di Enna. Nel frattempo anche a Catania è in programma una manifestazione contro il caro bollette. È stato fissato per il 26 ottobre alle ore 10 in Piazza Università. Il titolo del sit-in Non stacchiamo la spina, Catania vuole vivere. L'iniziativa vedrà partecipare agricoltori, artigiani, commercianti, sindacati, industriali e imprenditori. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.